Festa delle Marie, qui a Venezia siamo in compagnia di Maria Grazia Bortolato, la patrona e mamma della manifestazione. Allora, ci racconti com'è nata, qualche aneddoto di questa bellissima appunto manifestazione? Sì, è una rievocazione storica che quest'anno facciamo i 25 anni della Festa delle Marie. E io sono felice, specialmente oggi, che finalmente dopo il Covid siamo riusciti a entrare in Piazza San Marco e vedere tutto quel pubblico che acclamava ed è bellissimo, è stata una cosa molto emozionante. E la Festa delle Marie risale al 1999 e non sono io, ma è stato Bruno Tosi avere la brillante idea di riportare questa rievocazione storica del Carnevale di Venezia. Io dal 2000 ho collaborato con lui fino a che purtroppo nel 2012 mi è mancato e ho proseguito io, magari modificandolo un attimo, però io ritengo che sia una delle storie più belle di Venezia. Queste 12 spose che il Doge aveva visto che nelle famiglie povere veneziane non c'erano matrimoni, allora ha avuto la brillante idea di scegliere 2 ragazze per ogni sestiere e i patrizi avrebbero dovuto dare loro la dote, regalarla e prestare i gioielli per sposarsi. Si dice anche che il Doge, che era Candiano IV, desse qualche volta anche il tesoro e i gioielli di San Marco. Ora noi chiaramente facciamo una rievocazione moderna dove eleggiamo 12 fanciulle, 12 ragazze dai 18 ai 28 anni residenti nella città metropolitana di Venezia e vi dico, da una giuria di 14 persone ne vengono scelte 12, in genere c'è dai 70 agli 80 partecipanti. E quest'anno abbiamo scelto queste 12 belle ragazze e vivranno 10 giorni da sogno. Io dico sempre che veramente vivranno 12 giorni da sogno, perché noi facciamo cultura veneziana, facciamo il sociale, che io ci tengo moltissimo, e poi andiamo nei più bei ristoranti di Venezia e nelle più belle feste di Venezia. Perciò oltre al divertimento, c'è anche cultura e sociale. Grazie infinite Maria Grazia Bortolato per la Festa delle 12 Marie.